Prova a pensare se provassimo ad analizzare una cosa come la bestemmia. All'inizio lui si è messo a ridere, come fanno tutti quando noi gli diciamo abbiamo fatto un film sulla storia della bestemmia, perché l'approccio che noi abbiamo nei confronti della bestemmia è o demonizzarla oppure riderci sopra, perché sono le uniche due vie che conosciamo. Poi ci abbiamo meditato sopra, abbiamo iniziato a cercare in rete se qualcuno avesse già parlato di questo tema e qualcosa abbiamo trovato. Abbiamo trovato un video in cui il professor Antonello Fabio Caterino, che poi è diventato la terza mente di Nomina Contra Deum, raccontava in un pseudo podcast, non era ancora il tempo dei podcast, perché era un video abbastanza vecchio, raccontava l'origine della bestemmia in 5 minuti. E allora lo abbiamo contattato e lui è stato subito felice di partecipare a questa cosa. Abbiamo iniziato a pensare seriamente alla realizzazione di questo documentario. Da lì abbiamo iniziato a raccogliere interviste il più possibile. Nel frattempo è subentrata UAR, l'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, che ha voluto sostenere il progetto sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista di visibilità. Ha messo a disposizione i suoi canali e continua a farlo.